La Scala dei Turchi di Realmonte sarà presto riaperta alla fruizione. La scogliera di Marna Bianca, famosa in tutto il mondo, potrà tornare ad essere visitata da vicino, probabilmente già dalla prossima settimana. È quello che è emerso nel corso dei lavori dell'ultimo Consiglio Comunale. Superati i vincoli di natura giudiziaria e raggiunto un accordo tra la Regione Siciliana e il privato proprietario di una parte del sito naturalistico, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sabrina Lattuca si è già messa al lavoro per consentire l'utilizzo di quell'incantevole luogo, inviando una lettera all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per chiedere l'autorizzazione alla gestione temporanea del sito e per l'esecuzione di studi di carattere tecnico. Si chiude, almeno per il momento, dunque una vicenda travagliata che si trascina da anni, un braccio di ferro tra le parti. La gestione diretta della scogliera sarà quindi temporaneamente affidata al comune di Realmonte. Si attende solamente il via libera da parte della regione. La riapertura avverrà in sicurezza sia per i fruitori sia per la scogliera. La Scala dei Turchi potrà tornare presto, sicuramente prima dell'estate, ad essere ammirata da vicino in tutto il suo splendore, dalle diverse centinaia di visitatori che ogni giorno affollano il litorale di Realmonte. Ovviamente sarà necessario sorvegliare l'area, ripristinare la passerella di accesso e potenziare il sistema di sicurezza. Anche il flusso di turisti dovrà essere regolamentato. Una delle proposte avanzate è quella di consentire la visita ad un massimo di 50 persone alla volta per un tempo determinato e non oltre le 2000 presenze al giorno, ma al momento sono solo pareri. Una sorta di regolamento che eviti il verificarsi di danni alla preziosa Marna Bianca. Tra le proposte che prendono piede c'è anche quella dell'istituzione di un biglietto di ingresso, si pensa a un ticket di 3 euro, soldi che verrebbero reinvestiti nel sistema di tutela, manutenzione, valorizzazione e promozione dello stesso sito naturalistico.